Ciao, io sono Gabriele e oggi sono qui per presentarvi il libro in questione. Questo libro è Harry Potter e la maledizione dell'erede. Harry Potter e la maledizione dell'erede è l'ultimo della sua saga. La saga ha 7 film, con l'ultimo diviso in 2 parti, e 8 libri. Cioè l'ultimo, anche l'ultimo libro, è diviso in 2 parti, 1 e 2, ovviamente. Questo libro parla delle narrative vicende successe dopo che Harry ha avuto dei figli. Ovviamente anche che Harry si è sposato e ha avuto un lavoro. Lo consiglio soprattutto perché ti porta dentro il libro, non te lo fa solo leggere, ma te lo senti, ci senti dentro. E poi soprattutto a chi non è mai piaciuto Harry Potter. Poi una cosa che mi ha davvero colpito è che quando leggi senti proprio il colore rosso dentro di te, rosso, arancione e nero. Questi colori sono colori buoni e positivi, cioè il nero sarebbe l'oscurità e invece il rosso e l'arancione sarebbero delle fiamme ardenti che ti proteggono. Soprattutto, come dice lo slogan, a volte l'oscurità viene in luoghi inaspettati. Io direi che ho finito, il mio tempo è scaduto, vi devo salutare, un ciao e ci vediamo se vi è piaciuto questo libro. Bye!